Primo piano, la crisi con i suoi tanti risvolti, lo stipendio che non basta per sbarcare il lunario con bollette da pagare, famiglie da mantenere, e sono sempre di più le persone che si rivolgono alle parrocchie ed associazioni per ottenere aiuti. A Mestre le richieste sono triplicate in un anno e proprio da qui parte l'allarme: i poveri sono troppi, necessario bloccare le tessere per i bisognosi. L'inviato Massimo Zennaro. Da oggi non si rilasciano nuove tessere. La bottega solidale non può più accettare nuove iscrizioni. L'associazione che a Carpenedo, popolare quartiere di Mestre, distribuisce il cibo alle famiglie in difficoltà non riesce più a soddisfare tutte le richieste. Prima davo un chilo di pasta ad persona, non a tessera a persona, adesso ho ridotto a metà. La situazione è drammatica. In soli 20 giorni 200 famiglie hanno chiesto una nuova tessera per gli alimenti. Pasta, zucchero, olio, tonno, verdura, pane che arrivano dal banco alimentare e dalle grandi catene che vengono distribuiti ai poveri. Ma le richieste crescono e le donazioni non bastano. Molti stranieri, ma anche tanti italiani e sempre di più. Nella maggior parte dei casi si tratta di famiglie intere in difficoltà per la perdita del lavoro, oppure in alcuni casi è in aumento anche la situazione dei single separati o che si sono trovati improvvisamente a dover gestire una situazione che non era prevista. Anziani, pensionati, donne sole, separati, uomini che hanno perso il lavoro e poi molti stranieri. Gente che ha perso il lavoro, molti nell'edilizia, nelle fabbrichette, nelle cose. E anche molte signore, molte donne che non trovano più da lavorare. E, aggiunge Don Danilo, il volontariato non basta e non può bastare. Bisogna che l'intera società si faccia carico di una situazione sempre più difficile. Oggi primo giorno